Nelle vicinanze di Barumini, ai piedi del Parco della Giara, si trova il nuraghe Sunnuraji, uno dei monumenti più importanti e maestosi della cosiddetta civiltà nuragica, inserito nel 1997 dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. L'area archeologica comprende un nuraghe complesso costituito da una torre centrale e da 4 torri perimetrali, una cinta muraria e un articolato abitato nuragico e punico romano. Il nuraghe, edificato con blocchi di basalto e di marna, si erge maestoso sopra un altopiano dal quale domina il paesaggio circostante. Secondo la maggior parte degli studiosi, i nuraghi erano edifici polivalenti, costruiti da una società tribale e destinati al controllo del territorio e delle sue risorse. I nuraghi semplici erano deputati alla sorveglianza di aree fertili, delle vie di comunicazione, degli approdi costieri ed altro. I nuraghi complessi erano destinati al controllo di distretti territoriali ed erano probabilmente utilizzati come centri di raccolta e di distribuzione dei beni. Questi monumenti erano spesso costruiti come vere e proprie fortezze, nelle quali potevano essere conservate le derrate alimentari, custodite le risorse idriche, trovare rifugio temporaneo persone e animali.